l'occasione per ripensare il flusso turistico a Venezia. È uno degli obiettivi dell'Expo 2015 che la città lagunare ha intenzione di realizzare, presentando se stessa, indicando ai visitatori percorsi diversi, itinerari disegnati dall'acqua che scivola ovunque e arriva in luoghi sconosciuti ai più. Ridelineare i flussi è fare ordine, ma non con divieti ed obblighi. Ma significa invece avviare, indirizzare, facilitare questi flussi in luoghi anche poco conosciuti, ma non per questo meno importanti, anzi dei luoghi che pur poco conosciuti costituiscono l'essenza di tutto questo territorio che è complesso, è variegato. Sono 110 progetti selezionati dal Comitato Expo Venezia, 110 idee per la maggior parte autofinanziate, destinate a comporre un master plan da esplorare, che esce da Venezia e seguendo lo scorrere dell'acqua si estende a Padova, Rovigo, Treviso, fino a Mantova e Ravenna. Una concezione moderna di un'esposizione universale. Moderna nel senso che abbiamo deciso che non dobbiamo infrastrutturare, non abbiamo un luogo da dedicare, abbiamo da dedicare all'esposizione di noi stessi le cose migliori di noi, i nostri territori, la nostra cultura, la cultura, le opere d'arte, l'enogastronomia, la laguna, l'acqua, i fiumi, le terre di bonifica, le ville venete, un patrimonio di storia, un patrimonio di presenza umana che dimostra che cosa ha fatto l'uomo rispetto a questa natura. Ed è anche un segno di risposta di un territorio che ha ancora molta vitalità ed ha molta progettualità e non traguarda comunque soltanto alla Expo con questi progetti, ma vuol guardare anche più in là. Quindi è un segnale di speranza certo per il futuro. Il master plan di progetti è stato presentato all'Ateneo Veneto, il luogo dove i progetti appunto sono per tradizione illustrati alla città. Io spero che l'Ateneo continui in questo suo ruolo di casa dell'Expo, dove il comitato si riunisce e dove il comitato presenta i suoi progetti alla città.